Per molti anni la scomparsa di Emanuele Orlandi sembra quasi una storia dimenticata, legata a un'epoca passata, la guerra fredda, alle vicende connesse all'attentato a Papa Giovanni Paolo II del maggio del 1981. All'autenticità di quella pista, quella dello scambio con Ali Akçaa, però credono ormai davvero pochi. Akçaa nel 2000 ha ricevuto la grazia del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dopo che il Vaticano ha espresso la sua non contrarietà. Tornato in Turchia ha scontato 10 anni per l'omicidio di un giornalista, commesso nel 1979. È uscito definitivamente da carcere nel 2006. Ha detto di essere Cristo e di voler riscrivere la Bibbia. La famiglia Orlandi continua inutilmente a cercare una risposta. C'è però una trasmissione televisiva, Chi l'ha visto, che anche a distanza di anni torna periodicamente a parlare del caso, a esaminare ipotesi, a porre domande. E proprio alla segreteria telefonica di quella trasmissione, l'11 luglio 2005, viene lasciato questo messaggio. Riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. Nell'audio originale si capisce poco. La trascrizione è questa. Riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso andate a vedere chi è sepolto nella Basilica di Santa Apollinare del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. Renatino è il soprannome di Enrico De Pedis, che era stato molto noto a Roma negli anni '80, considerato uno dei capi della cosiddetta Banda della Magliana, gruppo criminale molto attivo tra gli anni '70 e l'inizio degli anni '80. De Pedis però è morto nel 1990 da incensurato. Era stato a lungo ricercato e poi arrestato per reati gravi come associazione a delinquere, detenzione e spaccio di stupefacenti, omicidio e tentato omicidio, ma era sempre stato assolto. Negli ultimi anni si era per così dire ripulito, concentrandosi su attività lecite. Venne ucciso da ex appartenenti al gruppo criminale per vecchi sgarri e rancori e probabilmente perché in qualche modo si era tirato fuori dal giro. Ugo Poletti, il cardinale di cui parla il messaggio lasciato alla segreteria di Chi l'ha visto, è stato tra il 1973 e il 1991 il vicario generale del Papa per la diocesi di Roma e dal 1985, sempre al 1991, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era insomma uno degli uomini più potenti del Vaticano. Una giornalista del programma Chi l'ha visto si reca alla Basilica di Santa Apollinare. È vero, Enrico De Pedis, detto Renatino, è sepolto lì. Solo che è tutt'altro che una notizia nuova. Già nel 1997 il quotidiano romano Il Messaggero aveva fatto alcuni articoli sulla sepoltura di De Pedis nella Basilica. Il titolo del primo articolo era stato Boss sepolto tra santi e cardinali. Nella Basilica in realtà non sono sepolti santi. C'è un cardinale vero, Luigi Valenti Gonzaga, un compositore, Giacomo Carissimi, e qualche benefattore della Chiesa. C'era stata anche una manifestazione di un sindacato di polizia davanti alla Basilica per protestare contro quella sepoltura. Quindi il fatto è noto da tempo, non è una rivelazione. La novità è che quella telefonata associa la sepoltura di De Pedis alla sparizione di Emanuele Orlandi e al cardinale Poletti. Don Pietro Vergari, rettore della Basilica di Sant'Apollinare, fornisce la sua spiegazione. Aveva chiesto il permesso di ospitare la salma di De Pedis nella cripta della Basilica perché, ecco il testo della richiesta che aveva inviato ai suoi superiori, il defunto è stato generoso nell'aiutare i poveri che frequentano la Basilica. In pratica, per accreditarsi come ex criminale, per così dire pentito, Renatino De Pedis elargiva denaro alla Chiesa. A dare il permesso per quella sepoltura era stato il vicario di Roma, cioè Ugo Poletti.
Vergari e De Pedis si erano conosciuti in carcere perché il sacerdote prestava servizio volontario all'interno del carcere di Regina Coeli a Roma. Una volta terminata la carcerazione preventiva e uscito da carcere, De Pedis aveva mantenuto i contatti. Era stato Don Vergari e proprio nella basilica a celebrare il matrimonio di De Pedis. La famiglia, dopo la morte di Renatino, con una certa mania di grandezza, aveva detto al sacerdote: gli sarebbe tanto piaciuto essere sepolto qui. Va detto che quella richiesta inviata da Don Vergari venne accettata in tempi piuttosto brevi e anche questo a posteriori generò parecchi sospetti. Don Vergari sarà poi indagato e poi prosciolto per il caso Orlandi. L'ipotesi che venne immediatamente fatta dopo la divulgazione della notizia fu che quella sepoltura fosse un ringraziamento per i servizi resi dalla banda della Magliana al Vaticano. Su questa ipotesi ha dubbi il giornalista Pino Nicotri. La bara era nello scantinato della chiesa, scantinato che è stato ricavato bonificando la zona acquitrinosa. Era allagato lo scantinato perché era un cimitero pre-napoleonico. Tu sai che è stato Napoleone a istituire i cimiteri. Prima in tutta l'Europa i defunti venivano sepolti nei pressi delle chiese, a volte proprio sotto le chiese, come nel caso di Sant'Apollinare. Vari decenni fa hanno bonificato il sotterraneo, che era allagato da un ramo del Tevere che veniva usato per le terme di Nerone. L'hanno bonificato, tutte le ossa l'hanno raccolte, l'hanno messe in cassette di metallo, centinaia di ossa, anzi no, migliaia di ossa, centinaia di defunti, migliaia di ossa, le hanno tutte messe in cassette di metallo e murate in maniera da non buttarle via ma conservarle lì. Bonificata quell'area che è rimasta sconsacrata, Don Vergari pensava di ricavarne un po' di loculi, di stanze dove i suoi fedeli eventualmente decidessero di seppellire i loro cari lì. Questa era l'idea che aveva Don Vergari, che oltre a De Pedis seppellito aveva già alcuni altri nomi di defunti che avrebbe dovuto seppellire lì per volontà delle famiglie. Non è riuscito a farlo perché nel frattempo il palazzo con l'annessa basilica, perché la basilica è la cappella del palazzo, che una volta era appunto sede di una facoltà di teologia. Tutto è stato comprato dall'Opus Dei, che ci ha fatto la propria Università della Santa Croce, e questo progetto è andato in fumo. Quella di Nicotri è una versione, come ce ne sono molte altre. Ma perché dare il permesso di seppellire l'autore del sequestro proprio a poche decine di metri da dove il sequestro sarebbe avvenuto? Perché fornire un così evidente e solare collegamento? Non sarebbe stato più sensato invece mettere distanza, cancellare qualsiasi traccia di un eventuale rapporto? Sono altre domande, altri dubbi. Una delle tesi che circola in quei giorni nel 2005 è che i resti di Emanuele Orlandi siano sepolti proprio nella basilica di Sant'Apollinare, insieme a quelli di De Pedis. La tomba viene aperta. Dunque ora è ufficiale, quello dentro la basilica di Sant'Apollinare è il corpo dell'ex boss della banda della Magliana Enrico De Pedis, anche se ancora manca la certezza dell'esame del DNA che verrà effettuato nelle prossime ore. I rilievi sulle impronte digitali fatti dagli esperti della scientifica non lascerebbero dubbi, si tratta proprio della salma di Renatino. L'ispezione nella tomba è stata disposta dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L'apertura del sarcofago è avvenuta nel cortile della basilica, dove la polizia ha allestito una tenda per le operazioni tecniche. Durante l'ispezione nella cripta, oltre alla tomba di De Pedis, sono state trovate altre ossa, probabilmente risalenti all'editto napoleonico, su cui in ogni caso verranno effettuati rilievi per accertarne l'appartenenza e fugare ogni dubbio. Tutta l'ispezione è stata condotta con grande correttezza e con senso di rispetto per il defunto, ha affermato Lorenzo Radogna, legale di Carla Di Giovanni, vedova di De Pedis. La salma di Renatino verrà entro pochi giorni spostata e sarà la famiglia a decidere se trasportarla al cimitero del Verano o cremarne i resti. E dunque il mistero sulla scomparsa di Emanuela Orlandi rimane, un mistero che ha appassionato e diviso l'opinione pubblica e che a distanza di 30 anni ha richiamato curiosi e turisti, oltre alla ressa di fotografi e giornalisti, tanto da costringere i vigili urbani a transennare l'esterno della basilica. Ma non finisce lì.
entrano in scena alcuni personaggi legati all'ex banda della Magliana. Il 20 febbraio 2006 i giornalisti di Chi l'ha visto intervistano Antonio Mancini, detto Accattone, ex criminale romano, membro in passato della banda. Mancini dice: «È stato Renatino a rapire Orlandi, io lo so. E so anche di chi è la voce che ha telefonato in trasmissione parlando della tomba di De Pedis in Sant'Apollinare. È un killer della banda, molto vicino allo stesso De Pedis». Mancini, sentito dagli inquirenti, fa anche il nome della persona che secondo lui sarebbe l'autore della telefonata. Si tratta di Libero Giulioli, detto Ruffetto. Viene fatta una comparazione tecnica, ma l'esito è negativo. Non è stato Ruffetto a telefonare. Ma nella vicenda compare soprattutto Sabrina Minardi, ex compagna di Enrico De Pedis. Una giornalista di Chi l'ha visto la intervista e le chiede: «Ma è stato Renatino a rapire Emanuele Orlandi?» Minardi nega dicendo: «Ma lei sta scherzando? Sta facendo dell'ironia?» Mesi dopo però cambia idea. Dice che aveva saputo che 2 ragazzi della banda della Magliana si incontrarono dopo il sequestro nei pressi del laghetto dell'Eur, a Roma, per consegnare una ragazza all'autista di De Pedis. Gli uomini sarebbero arrivati al luogo dell'appuntamento a bordo di una BMW Station Wagon verde metallizzata. Minardi disse anche altro. Ecco in questa ricostruzione le sue parole. Io arrivai al bar Gianicolo con una macchina. Poi il signor De Pedis, Renato, con cui in quel tempo avevo una relazione, mi disse di prendere un'altra macchina, che era una BMW, e di accompagnare, cioè arrivò questa ragazza, una ragazzina, arrivò questa ragazza e se l'accompagnavo fino a sotto, dove stava il benzinaio del Vaticano, che ci sarebbe stata una macchina targata Città del Vaticano che stava aspettando questa ragazza. Io l'accompagnai, così feci. Durante il tragitto, non so quanto tempo era passato dal sequestro di Emanuela Orlandi, la identificai come Emanuela Orlandi. Era frastornata, era confusa, sta ragazza. Si sentiva che non stava bene. Piangeva, rideva. E anche se il tragitto è stato breve, mi sembra che parlava di un certo Paolo, non so se fosse il fratello. Vabbè, comunque io quando l'accompagnai c'era un signore con tutte le sembianze di essere un sacerdote. C'aveva il vestito lungo, il cappello con le falde larghe. Scese dalla Mercedes nera e io feci scendere la ragazza. «Buonasera, lei aspettava me?» Sì, credo proprio di sì. Guardò la ragazza, prese la ragazza e salì in macchina sua. Poi io, dopo che avevo realizzato chi era, dissi, quando tornai su a Renato: «Arena, ma quella non era?» Ha detto: «Tu, se l'hai riconosciuta, è meglio che non la riconosci. Fatti gli affari tuoi». Secondo Minardi, l'uomo che prese in consegna Emanuele Orlandi aveva il vestito lungo e il cappello a larghe tese. Era insomma un prete. Quindi, secondo il suo racconto, non aveva nemmeno sentito l'esigenza di vestirsi, come sarebbe stato logico, in abiti borghesi. Ma non è finita, perché Minardi racconta che prima De Pedis le aveva chiesto di custodire la ragazza in una villetta di Tor Vaianica, di proprietà della stessa famiglia Minardi. La donna non fornisce date, dice solo in seguito. In seguito alla villetta arrivò Paul Marcinkus, il presidente dello IOR, l'Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano, che si appartò con la ragazza. Poi, testuale dalla deposizione, disse Minardi agli inquirenti, sentii la ragazza urlare. Io volevo intervenire, ma De Pedis me lo impedì. Gli inquirenti trascrissero così il passaggio della dichiarazione di Sabrina Minardi. Presso la casa di Tor Vaianica, la Orlandi ricevette la visita di Monsignor Marcinkus, con il quale la testa ipotizza ebbe un rapporto sessuale in quanto sentì la ragazza piangere. Bisogna spiegare chi era Paul Marcinkus. Era l'uomo che negli anni '80 gestiva le finanze vaticane.
aveva avuto rapporti stretti con un altro nome famoso in quel periodo, Roberto Calvi, coinvolto in trame oscure nel cosiddetto crack, cioè il fallimento della banca che presiedeva, il Banco Ambrosiano. Marcinkus partecipò 23 volte al consiglio d'amministrazione di quella banca. Era un uomo in vista, con frequentazioni tutt'altro che innocue. Era coinvolto in scandali. Diceva: la Chiesa non si regge sulle Ave Maria. Antonio Mancini, l'ex della banda della Magliana, dà in quel periodo una serie di interviste e dice, cosa che ripete anche agli inquirenti, che Emanuela Orlandi era stata rapita per ricattare proprio Marcinkus perché la banda rivoleva indietro un'ingente quantità di denaro data al presidente dello IOR, la Banca Vaticana appunto, e poi investita nel Banco Ambrosiano. Un giro di denaro cosiddetto sporco da riciclare, rendere quindi pulito. Denaro che sarebbe poi scomparso proprio in seguito al fallimento della banca. Ma i criminali della banda della Magliana lo rivolevano indietro. Ecco il perché, secondo questa ipotesi, del rapimento. Questa versione si scontra però con quella di Sabrina Minardi. Se Marcinkus è l'oggetto del ricatto, perché sarebbe andato a trovare la ragazza nel luogo dove era custodita, intrattenendosi addirittura con lei? C'è qualcosa che non torna. E ricordiamo, Marcinkus era allora una persona estremamente nota. Si sarebbe fatto personalmente vedere in una circostanza simile? E ancora, bisogna tornare alle sgradevoli parole dette dal cardinale Silvio Oddi. Emanuela Orlandi era la figlia dell'ultimo impiegato del Vaticano. Perché uno come Marcinkus, un uomo come si dice con un notevole pelo sullo stomaco, si sarebbe fatto ricattare da chi ha rapito una persona, e ancora lo ripetiamo ben sapendo che suona sgradevole, che per lui non contava assolutamente nulla? Abbiamo detto, è difficile trovare una logica in questa storia, seguire un filo razionale. Ma ancora, Sabrina Minardi dice che poi Emanuela Orlandi è stata custodita in un appartamento nel quartiere Monteverde a Roma, in via Pignatelli 11. Gli inquirenti non trovano nessun riscontro, ma sono passati molti anni. Questo sarebbe assolutamente normale. Ma Minardi aggiunge altro. Dice che qualche mese dopo De Pedis le avrebbe detto: andiamo a pranzo a Tor Vaianica. Ecco la trascrizione di ciò che disse Minardi agli inquirenti. Con Renatino, a pranzo da Pippo l'Abruzzese a Tor Vaianica, arrivò Sergio, l'autista, con 2 sacchi. Andiamo in un cantiere, io restai in auto. Buttarono tutto dentro una betoniera. Così facciamo scomparire tutte le prove, dissero. In uno di quei sacchi c'era il corpo di Emanuela Orlandi. Nell'altro c'era un bambino, uno di 11 anni che era stato ucciso per vendetta. Domenico Nicitra. Era figlio di uno della banda. Qui però c'è un dato di fatto. Domenico Nicitra è effettivamente scomparso, ma è scomparso il 21 giugno 1993, cioè quando De Pedis era già morto da 3 anni ed era sepolto da tempo nella Basilica di Sant'Apollinare. Non solo, questo fatto sarebbe avvenuto 10 anni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi. Dove sarebbe stata in quei 10 anni la ragazza? Custodita dove? Ma poi Sabrina Minardi dà altre 2 versioni. La prima, Emanuela Orlandi è stata portata in un imprecisato paese arabo. La seconda, Emanuela Orlandi è stata uccisa e gettata in mare. Ecco cosa dice dei racconti di Sabrina Minardi il giornalista Tommaso Nelli, autore del libro Atto di dolore. Sabrina Minardi non è riuscita a dare una versione su che fine avesse fatto Emanuela, mischiando le carte più volte, dicendo una volta che era stata imbarcata su un aereo per un paese arabo e che quindi si troverebbe là dopo aver vissuto per anni in un harem, poi invece che era stata uccisa da De Pedis e gettata in una betoniera a Tor Vaianica.
insieme a un altro corpo, lì fa il nome di un bambino, il figlio di un boss del quartiere Prima Valle di Roma, se non che questo bambino, il piccolo Nicitra, Domenico Nicitra, sparì, nel caso di Lupara Bianca, sparì nel 1993, cioè 3 anni dopo la morte di De Pedis. Poi Sabrina Minardi cambia nuovamente le carte e dice che Emanuela Orlandi fu caricata su un gommone, portata al largo di Torre Baianica, comunque insomma sempre del litorale laziale, e poi gettata là in mare. Sabrina Minardi stessa agli inquirenti disse chiaramente come lei non sapesse il movente di questo eventuale sequestro. Poi anche gli altri superstiti che sono stati interrogati hanno escluso categoricamente un ruolo della banda in un'operazione simile, intanto perché hanno detto, dice, l'avremmo comunque saputo, visto che in quegli anni insomma il crimine romano passava per noi, e poi dice noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, ma non ci accanivamo contro i minorenni, contro i ragazzini. Nel 2015 l'inchiesta aperta dopo le dichiarazioni di Minardi viene archiviata, e quindi la seconda archiviazione legata a caso Orlandi. Nel documento di archiviazione si parla di una lunga e spesso confusa deposizione di Sabrina Minardi. La Procura di Roma già nel 2010 aveva anche segnalato che la Minardi sta cercando in tutti i modi di ricavare un guadagno dalle sue dichiarazioni fatte ai media in ordine alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Sabrina Minardi quindi non viene creduta, ma anche se le sue dichiarazioni vengono considerate inattendibili, in molti sono convinti che la banda della Magliana c'entri nella vicenda. Ne sono convinti alcuni inquirenti e investigatori, ne sono soprattutto convinti molti giornali che sposano questa tesi. È un'ipotesi che si basa proprio sul ruolo avuto da Marcinkus e dallo IOR, la Banca Vaticana, nello scandalo del Banco Ambrosiano. Inoltre un pentito di mafia ritenuto credibile, Vincenzo Calcara, parlò nel 1992, ma le sue rivelazioni furono rese note solo nel 2002, dei rapporti tra lo stesso Marcinkus e Cosa Nostra, la mafia siciliana, per attività di riciclaggio di denaro. Quindi in sostanza, Emanuela Orlandi sarebbe stata rapita perché il Vaticano, in particolare Marcinkus, restituisse il denaro che la banda della Magliana aveva investito e poi perso. Già, ma perché proprio lei, che non aveva nessun legame con Marcinkus? La decisione di chiudere l'inchiesta aperta dopo la diffusione della notizia della sepoltura di De Pedis in Sant'Apollinare viene presa da Giuseppe Pignatone, allora capo della Procura romana e oggi presidente del Tribunale di Prima Istanza della Città del Vaticano. Un sostituto procuratore si oppone, però senza successo, all'archiviazione. È Giancarlo Capaldo, che aveva seguito le indagini. Capaldo raccontò anni dopo, durante la trasmissione Atlantide, di aver incontrato nel corso delle indagini il comandante e il vicecomandante della Gendarmeria Vaticana, Domenico Gianni e Costanzo Alessandrini, che gli avevano chiesto la collaborazione della magistratura per aprire la tomba del boss Enrico De Pedis e dissipare così eventuali dubbi dell'opinione pubblica sul Vaticano, togliendo la Santa Sede dall'imbarazzo di aver fatto tumulare un criminale in una basilica. Ecco cosa disse poi Capaldo al quotidiano Il Fatto. Risposi ai due personaggi in questione che non ne capivo il motivo, visto che Emanuela era scomparsa nell'83 e il boss era stato ucciso nel 90. Gli feci notare che negli anni precedenti non avevano fornito nessuna collaborazione. Gli chiesi collaborazione nel mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria notizie su Emanuela che ritenevano il Vaticano potesse avere. Per me era impossibile che in 30 anni non si fossero mai occupati di una ragazza, cittadina vaticana, per cui il Papa aveva fatto 8 appelli. Mi dissero che avrebbero chiesto a chi di dovere, presumo al segretario di Stato, per poter avere un'autorizzazione a collaborare con noi. Gli feci l'esempio dei desaparecidos sudamericani, poi ritrovati i cadaveri. Le loro madri avevano ritrovato un po' di pace insieme ai resti dei loro figli, sebbene torturati e uccisi. Capirono il mio discorso. Poi tornarono. Risposero che avevano avuto il via libera per contribuire alla ricostruzione del caso. Qualcuno li aveva autorizzati, mi dissero. I 2 emissari vennero in procura. Accettarono di collaborare se noi li avessimo tolti dall'imbarazzo di sgomberare la tomba di De Pedis. Io dedussi che loro sapessero che Emanuela non fosse più viva. Non chiedevo loro di sapere tutto quanto fosse accaduto.
ma ero convinto che il Vaticano era a conoscenza di molte cose importanti. Quel canale di comunicazione però poi si interruppe. Capaldo in seguito disse: «Credo che Emanuele Orlandi sia entrata con l'ingenuità dei suoi 15 anni in un gioco troppo più grande di lei. Ritengo che sia stata rapita e riconsegnata da De Pedis a qualcuno inviato dal Vaticano. Temo che successivamente sia morta». L'ipotesi del coinvolgimento della banda della Magliana nella scomparsa di Emanuele Orlandi è quella che dal 2005 ha più consistenza. Ma anche in quel periodo resta comunque senza risposta alla domanda più importante: che cosa è successo alla ragazza? Dov'è Emanuele Orlandi? Nessuno, anche tra coloro che parlano di un coinvolgimento diretto di De Pedis, dà una risposta. All'ipotesi si aggiungono poi dichiarazioni, interviste, rivelazioni spesso assurde che non fanno altro che generare ancora più confusione. In un libro scritto nel 2006 da un giornalista e da un ex magistrato è riportata la dichiarazione di una donna che sostiene di aver visto spesso nel 1983 a sabato pomeriggio all'interno del Ciak, un locale romano, un boss della banda della Magliana, Maurizio Abbatino, detto El Crespino, con Emanuele Orlandi. Quindi, secondo questa cosiddetta rivelazione, prima di scomparire Emanuele Orlandi frequentava esponenti della banda. Anzi, frequentava proprio Maurizio Abbatino, Er Crespino, pluriomicida. È credibile? Alla vicenda Orlandi fa la sua comparsa un altro personaggio. Si chiama Marco Fassoni Accetti. Si presenta in procura a Roma a marzo del 2013 e si autoaccusa del sequestro di Emanuele Orlandi e di quello di Mirella Gregori, scomparse da 30 anni. Dice che era lui il telefonista denominato l'Americano. Secondo Fassoni Accetti, la scomparsa delle due ragazze è legata a uno scontro tra due fazioni in Vaticano dove negli anni '80, sempre secondo la sua versione, si facevano la guerra a due gruppi, falchi e colombe, divisi sulla politica da seguire verso il mondo comunista. Anche qui bisogna fermarsi un attimo e spiegare chi sia Marco Fassoni Accetti. Il suo nome, quando si presentò in procura, era già presente nel casellario giudiziario. Il 20 dicembre 1983 un bambino di 11 anni, figlio di un diplomatico uruguaiano, uscito dalla sua casa all'Eur per andare dal barbiere, venne ritrovato morto nella pineta di Castel Porziano, Ostia, a 20 km da casa. Sul posto venne fermato un uomo, era Accetti. Disse all'epoca: «Il bambino l'ho ucciso io, l'ho investito accidentalmente». Accetti venne condannato per omicidio colposo. La madre del bambino commissionò un'indagine a un detective privato. Che cosa ci faceva suo figlio, un bambino, a 20 km da casa nella pineta di Castel Porziano? La donna si convinse che il suo figlio fosse in realtà stato rapito e poi ucciso e che Accetti avesse avuto un ruolo nella vicenda. Per supportare le sue dichiarazioni, Marco Fassoni Accetti chiama anche chi l'ha visto e fa ritrovare un flauto negli studi cinematografici De Laurentiis a Cinecittà. Dice che si tratta del flauto di Emanuele Orlandi. La famiglia Orlandi dice che sì, quel flauto potrebbe essere quello di Emanuela. Vengono fatte le analisi sui reperti di DNA ritrovati sullo strumento, ma la consistenza e il logorio non consentono una comparazione. Ma soprattutto, Fassoni Accetti nel 2013 dice che Emanuele Orlandi è viva. Sarebbe stata portata, secondo le sue dichiarazioni, in una comunità islamica di Milano collegata a una più grande comunità di Parigi. E dice anche che non si è trattato di un rapimento, ma che la ragazza sapeva perfettamente perché quelle persone avevano deciso di portarla lontana da Roma e aveva in qualche modo accettato di collaborare. È un'ipotesi che ovviamente la famiglia Orlandi considera assurda e che appare inverosimile anche agli inquirenti. Durante una puntata della trasmissione Linea Gialla condotta da Salvo Sottile, Pietro Orlandi pone alcune domande a Marco Fassoni Accetti, che non riesce a dare nessuna risposta sensata. Ecco un passaggio. Il primo a parlare è Pietro Orlandi.
L'unica cosa di cui sono convinto è che te non sei entrato mai in contatto con Emanuela. Hai raccontato il rapimento dicendo che Emanuela aveva accettato questa cosa perché le avete detto che a casa sapevano che lei si sarebbe dovuta assentare 2 o 3 giorni. Sì. Ecco, già questo mi basta per capire che non hai avuto nessun tipo di contatto con Emanuela. Io la conoscevo molto bene. Allora Emanuela. Fermiamoci qui. Emanuela non usciva neanche la sera. Bene, non avrebbe mai e poi mai accettato di restare fuori casa anche una notte perché un estraneo le diceva stai tranquilla perché tuo padre già lo sa. Ma questo vuol dire prendere in giro la gente. Tu ragioni da familiare o da giornalista col senno di dopo, ma se tu devi pianificare un sequestro, come puoi pensare che la ragazza debba, con un estraneo, all'appuntamento con un estraneo, un conto è fermarla. Non era un appuntamento. Secondo te Emanuela se n'è andata da sola, ha accettato, era d'accordo con questi 4 personaggi, e come mai ha insistito tanto fino all'ultimo che l'accompagnassi a scuola? Per colpa mia non l'ho accompagnata, altrimenti io l'avrei accompagnata io. Per rispettare gli orari. Abbiamo litigato quel giorno quasi, perché lei c'aveva caldo, non voleva prendere l'autobus, era strano che andava ad andare a scuola. Abbiamo quasi discusso, mi ha mandato a quel paese, ha sbattuto la porta e se n'è andata. Lei dice di essere stato uno dei telefonisti, quindi avrà sicuramente chiamato anche a casa nostra. C'è un particolare che ci disse l'americano, qualcosa che era successo a Emanuela nei primi giorni, fisicamente. È una cosa che non è mai uscita, non l'ha detta mai nessuno. Però ci disse anche di stare tranquilli perché a fianco a lei c'era una persona e non può non ricordarsi di questo particolare. Noi possiamo anche essere a conoscenza di ciò, ma ripeto, è uno scenario vasto di dettagli e minuzie. No, non parlo di scenario vasto, io parlo di quelle poche telefonate che sono state fatte a casa nostra. C'era purtroppo, io l'ho appreso in procura, veramente soltanto quest'anno, molte persone che si sostituivano a noi, imitando la voce. Ho sentito i nastri. No, perché ogni volta che chiamava faceva riferimento alla precedente telefonata, proprio per dare valore a quello che diceva. Senta, io ho già fatto presente tutte le cabine. No, quelle cabine... Le cabine da cui certe telefonate sono partite. Però a casa nostra ne ha fatte poche. Mi può sfuggire. Certo, però... È un dettaglio. Se io adesso le dovessi fare delle domande di fatti che lei dovrebbe conoscere. Ora in questa sede qualcosa lei sicuramente non sa. Beh certo, è ovvio. Ma però ciò non dimostra che lei non è il fratello dell'Orlandi, non è a conoscenza di tante cose. Però voglio dire, quello era un particolare... No, mi sfugge. Io chiaramente non faccio i nomi, però sappiano le persone a cui io mi rivolgo che le indagini comunque nel loro sviluppo possono arrivare ad identificarvi, per cui è bene presentarvi avere l'attenuante perlomeno del fatto che vi siete presentati. Ciò che dice Accetti è confuso, pieno di buchi e reticenze, per molti versi inverosimile. La sua spiegazione sul motivo del sequestro, meglio, secondo lui, finto sequestro, è complessa e racconta di una guerra tesa e cinica all'interno del Vaticano. Fassoni Accetti infatti dice che Emanuela Orlandi è stata sequestrata dalla fazione vaticana favorevole ai paesi dell'est e che in risposta la fazione anticomunista ha sequestrato e ucciso una studentessa di un liceo artistico, una ragazza impegnata politicamente a sinistra e nel movimento femminista, figlia di un diplomatico svedese. Si chiamava Ketty Skerl. Era uscita di casa il 21 gennaio 1984. Venne ritrovata il giorno dopo in una vigna di Grottaferrata. Era stata strangolata prima con un filo di ferro e poi con la cinghia della sua borsa. È un cosiddetto cold case, un caso freddo. Le indagini non hanno mai portato a una soluzione. Accetti dice anche che nel loculo, dove era stata sepolta Ketty Skerl, il corpo non c'era più, che la sua salma era stata trafugata e che nella sua tomba era stata lasciata una maniglia come messaggio. Nessuno allora indagò, ma alcuni anni dopo, nel 2022, si scoprì che nel loculo, in effetti, il corpo di Ketty Skerl non c'era. Sul suo blog, Fassoni Accetti aveva scritto: il significato del trafugamento della salma era una sorta di codice. Tra i motivi del trafugamento vi era anche l'intenzione di esercitare alcune pressioni.
Alcuni giornali si ricordarono anche di una busta arrivata a un'ex compagna di Emanuele Orlandi, con un foglio con questa sorta di enigma. Non cantino le due belle more per non apparire come la baronessa e come il 21 di gennaio martirio di Sant'Agnese con biondi capelli nella vigna del Signore. Poi c'erano altre scritte. Via Frattina 103, Fiume 4, Musico 26 ottobre 1808, 5 marzo 1913, 2013. Secondo alcune interpretazioni le due more erano Emanuele Orlandi e Mirella Gregori, mentre la donna bionda era Scherl, il cui corpo era stato ritrovato in una vigna. Dopo 12 interrogatori in cui disse cose confuse e alcune palesemente inventate, venne accolta la richiesta di archiviazione, considerando le parole di Accetti non attendibili. Nel frattempo, nel 2008, il giornalista Pino Nicotri, nel suo libro Emanuele Orlandi, La verità, afferma di aver ricevuto da un'attendibile fonte vaticana la notizia che Emanuele Orlandi è in realtà morta nel corso di quello che viene definito un incontro conviviale, in un appartamento nei dintorni di Via Monte del Gallo. Via Monte del Gallo si trova vicino alla stazione ferroviaria di San Pietro. Questo, secondo lui, spiegherebbe il fischio del treno che si era sentito in una delle prime telefonate dell'americano. Ecco la ricostruzione di Pino Nicotri. Quel giorno avrebbe dovuto fare l'inverso, ma sempre prendendo 2 autobus. Allora andava a piedi sul Corso del Rinascimento per andare a prendere l'autobus. E qui è evidente cosa può essere successo. Non essendo stata rapita, non potendo essere stata rapita, è evidente che è salita sulla macchina o sulla moto di qualcuno che conosceva. Ora, non sarebbe stato difficile, perché a quell'età non è che tu conosci centinaia di persone, conosci poche persone autonomamente che non siano amici di famiglia, parenti, eccetera, eccetera. Purtroppo però il primo magistrato che indagava su questa vicenda, Margherita Gerunda, è stata buttata di lato perché appunto percorreva la pista normale. Sulla vicenda intervenne nel 2012 padre Gabriele Amort, allora noto per la qualifica di esorcista della diocesi di Roma. Disse che in Vaticano venivano organizzati festini, nei quali era coinvolto come reclutatore un gendarme della Santa Sede. Amort disse, testualmente: «Ritengo che Emanuele Orlandi sia finita vittima di quel giro». Le segnalazioni, le false piste, le rivelazioni che non hanno mai nessun riscontro continuano negli anni. Nel 2019 la famiglia Orlandi chiede al Vaticano di cercare all'interno del cimitero teutonico, in particolare all'interno delle tombe di 2 principesse, Sofia di Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein e Carlotta Federica di Meclemburgo. Ci sono state segnalazioni, più di una, secondo cui il corpo di Emanuele Orlandi potrebbe essere lì. Una lettera in particolare dice: «Cercate dove indica l'angelo nel campo santo del Collegio Teutonico Vaticano». Le tombe vengono aperte. Non ci sono i resti della ragazza, ma nemmeno quelli delle principesse. Le tombe sono vuote. I martelli risuonano forte nel silenzio del camposanto teutonico. Gli operai della fabbrica di San Pietro scoperchiano 2 tombe sotto lo sguardo di Pietro Orlandi, ma sua sorella Emanuela, la quindicenne all'epoca cittadina vaticana scomparsa nel nulla 36 anni fa, non è lì. Non c'è nessun resto umano, accertano gli esperti, neppure le 2 nobildonne tedesche dell'800 che si pensavano lì sepolte. Passate le 11, a lavori finiti, la sala stampa cita verifiche storiche in corso su 2 ristrutturazioni del Camposanto, l'ultima 60 anni fa circa. Adesso però è certo, la soluzione del caso Orlandi non è lì a 2 passi da casa di Papa Francesco. Ennesimo, dunque, presunto colpo di scena dissolto nel nulla. E adesso ovviamente non può finire così, perché adesso io voglio avere delle risposte
del perché nell'ultimo anno delle persone, di cui conosco nomi e cognomi, ci hanno indirizzato in quel posto lì. Persone aggiunge anche dentro il Vaticano, da dove eppure era arrivato anche l'ordine del promotore di giustizia di eseguire l'ispezione di oggi su richiesta degli Orlandi stessi, e la prova attacca Pietro che ora non sono più escluse possibili responsabilità interne sulla sorte di Emanuela. La Santa Sede è vicina da sempre alla sofferenza della famiglia, si limita invece a dire la sala stampa vaticana, e lo ha dimostrato anche oggi. E poi ancora Silvio Oddi. Lo ricordate il cardinale che aveva parlato dell'ultimo degli impiegati? Riemerge una sua vecchia dichiarazione del 1993. Alcuni membri della Gendarmeria Vaticana mi dissero di aver visto Emanuele Orlandi rientrare in Vaticano la sera stessa della sua scomparsa, per poi vederla di nuovo uscire dalle mura leonine in macchina, accompagnata da un monsignore. Insomma, io posso dire solo quello che a suo tempo ascoltai in ambiente ecclesiastico e che molti sanno. Emanuela quel pomeriggio, finita la lezione di musica, tornò all'interno della città del Vaticano. Fu vista arrivare a bordo di un'automobile di lusso che non attraversò la soglia di Sant'Anna, restando ferma all'esterno, su via di Porta Angelica. E poi ancora il giornalista Tommaso Nelli, nel suo libro, racconta che un'amica di Emanuele Orlandi gli ha confidato che Emanuela le aveva raccontato che un alto prelato l'aveva infastidita mentre si trovava nei giardini vaticani. Io poi ho fatto accertamenti su tutti i contatti presenti nel suo diario e ho trovato delle persone che non sono proprio state sentite e che qualcosa di interessante da raccontare ce l'avevano. Per esempio quella amica delle elementari e delle medie che mi ha raccontato della confidenza che le fece Emanuela di essere stata infastidita da un ecclesiastico nei giardini vaticani pochi mesi prima della scomparsa. Oppure all'interno della scuola di musica ho trovato una studentessa, che oggi è una signora ovviamente, che mi ha raccontato di un'auto, una berlina scura con i finestrini scuri, che nell'ultimo periodo passava ogni tanto a prendere Emanuela. Chi è che mandava quest'auto a prendere Emanuela? Chi guidava questa vettura? Per caso la sera in cui è avvenuta la scomparsa passò nuovamente questa vettura a prenderla? E poi c'è la pista londinese. Il giornalista Emiliano Fittipaldi entra in possesso di un documento che elenca le prestazioni economiche resesi necessarie a sostenere le attività svolte, così è scritto nel documento, a seguito dell'allontanamento domiciliare e delle fasi successive allo stesso della cittadina Emanuele Orlandi. Quel documento proviene dall'interno del Vaticano. I fogli riportano l'elenco delle spese sostenute, soprattutto le rette di vitto e alloggio presso l'ostello delle studentesse e dei padri scalabriniani al 176 di Clapham Road a Londra. C'è poi un'ultima spesa: attività generale e trasferimento presso Città del Vaticano con relativo disbrigo pratiche finali. Disse Fittipaldi: il documento era una specie di elenco di note spese che il Vaticano aveva investito per l'allontanamento domiciliare di Emanuele Orlandi dal 1983, anno del rapimento, fino al 2007-2008, che è l'anno in cui questo documento è stato firmato. Le carte sembrano firmate dal cardinale Lorenzo Antonetti, che al tempo era capo dell'APSA, amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ed è un documento contabile di 5 pagine, sintesi delle spese sostenute per mantenere la Orlandi a Londra. Da una serie di indirizzi si capisce, o quantomeno si vuol far credere, che la ragazza sia stata a Londra fino al 2008. Questo foglio è una sorta di documento di accompagnamento agli allegati, che sono 197 pagine di fatture che dimostrerebbero la veridicità di questo foglio. Ma io, conclude Fittipaldi, non le ho trovate e nessuno ha investigato. Quel documento arriva dall'interno del Vaticano. La domanda è autentico? Il Vaticano dice ovviamente di no, lo definisce falso e ridicolo. Resta il dubbio, anzi molti dubbi. E se non fosse autentico, ancora una volta, chi l'ha preparato, a quale scopo?
L'obiettivo immediato sarebbe quello di creare ancora più caos, confondere, distrarre. Ma perché? Distrarre da cosa? E se invece è autentico? Com'è possibile che Emanuela Orlandi sia rimasta per anni a Londra nell'ostello dei padri scalabriniani senza che nessuno se ne accorgesse? Era segregata? E come era stata portata a Londra, in Clapham Road? E soprattutto perché? Pochi mesi fa la Procura di Roma ha riaperto l'inchiesta sulla scomparsa. Quasi contemporaneamente anche il promotore di giustizia vaticano, Alessandro Diddi, su spinta di Papa Francesco, ha aperto un'inchiesta. Ufficialmente la prima. Ma sarebbe assurdo pensare che il Vaticano non abbia indagato in precedenza. Ora ha garantito che collaborerà con la magistratura italiana. Diddi ha concesso una sola intervista in questi mesi a Corriere della Sera. Non ha detto molto. Una frase però è importante. Temo che il ruolo della banda della Magliana in questo caso sia stato sopravvalutato. Il 10 luglio scorso il TG della 7 ha mandato in onda un servizio in cui si diceva che gli investigatori vaticani si erano soffermati sul ruolo di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela Orlandi, che il Vaticano stesso nei mesi dopo la scomparsa della ragazza aveva, come si dice, attenzionato. C'è una lettera di allora in cui Monsignor Agostino Casaroli chiedeva al prete confessore della famiglia Orlandi se fosse vero che gli era stato confidato che nel 1978 lo stesso Meneguzzi aveva fatto avance, questo è il termine usato, nei confronti di Natalina Orlandi, sorella di Emanuela. Il confessore rispose di sì, confermò l'episodio. È così riemerso che già nel 1983 la Procura di Roma aveva fatto seguire Meneguzzi da poliziotti in borghese, ma forse, si può ipotizzare, l'iniziativa era stata presa perché lo zio era quello che rispondeva alle telefonate dell'americano. La procura voleva forse solo assicurarsi che non ci fossero incontri tenuti nascosti agli investigatori. Meneguzzi si accorse del pedinamento. Ne parlò al solito giovane agente del SISDE, Gangi, e il pedinamento saltò. La famiglia Orlandi ha reagito duramente dicendo che si tratta dell'ennesimo tentativo del Vaticano di scaricare le responsabilità sulla famiglia e che quel lontano episodio non ha nulla a che vedere con la scomparsa di Emanuela. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, è convinto che il Vaticano sappia molto. Lo dice con forza, spesso anche in maniera provocatoria, ed è comprensibile, dopo 40 anni di domande, senza risposte credibili. Ma in qualche modo è come se quei grandi cerchi concentrici, allargatisi a dismisura dopo il 22 giugno 1983, ora si ritraessero e si restringessero. L'abbiamo detto più volte, è difficile trovare un filo logico in questa storia. Va ricordato cosa disse la prima magistrata che indagò, Margherita Gerunde, che parlò di un agguato. Ho maturato la convinzione che i testimoni si siano prestati a dire o confermare cose che permettevano loro di andare sui giornali, dare interviste, insomma, avere il loro piccolo momento di fama, se non di gloria. È difficile riuscire a riassumere, individuare cosa, in quel gran contenitore di piste, ipotesi e rivelazioni false, intuizioni autentiche, testimonianze che cambiano negli anni, illusioni di soluzioni vicine, ci sia di concreto, realmente concreto. La pista del complotto internazionale, legato alla liberazione di Mehmet Ali Akça, fu probabilmente una falsa pista, costruita e alimentata per interessi politici molto pressanti in quegli anni, e forse anche per allontanare da una vera soluzione. Però fu una pista seguita per anni, e per anni mai messa in discussione, nonostante le incongruenze, le stranezze, le assurdità. Chi volle alimentare quelle ipotesi? E perché? La pista che ruota intorno alla banda della Magliana e quindi a interessi economici nascosti e non confessabili sembra più logica e coerente, ma non c'è mai stata una prova verificata, un riscontro del tutto attendibile. E poi c'è sempre quella domanda: perché Emanuela Orlandi? Perché una ragazza di 15 anni, figlia di un semplice impiegato, sarebbe stata la vittima designata per ricattare esponenti vaticani? E come si concluse quel ricatto? Se fu un ricatto, che cosa accadde dopo?
Qual era il vero oggetto della trattativa, se ancora una volta c'è un se? Quella trattativa effettivamente ci fu. C'è la pista ipotizzata nelle sconclusionate testimonianze di Marco Fassoni-Accetti, testimonianze però inquietanti per alcuni aspetti, come quelli che riguardavano la tomba vuota in cui dovevano esserci i resti di Cathy Skerl. È l'ipotesi secondo cui Emanuele Orlandi decise di sparire volontariamente, convinta da esponenti vaticani in nome di non si sa che cosa. Ma è un'ipotesi francamente quasi impossibile da considerare. C'è la pista londinese, ma anche quella presenta una serie di domande alle quali qualsiasi risposta logica sembra sfuggire. E poi c'è la pista ipotizzata dalla magistrata Gerunda, la più banalmente e terribilmente semplice, e cioè che Emanuele Orlandi sia stata vittima di violenza e poi sia stata uccisa, e che quel delitto sia stato commesso subito dopo la sua scomparsa, nelle ore successive. Ma chi coprì quell'omicidio, se ci fu un omicidio? Resta il fatto che sarebbe assurdo pensare che il Vaticano non abbia svolto indagini in questi anni. Ma tutto ciò che riguardava questa storia è sempre rimasto all'interno delle mura vaticane. Niente fu mai comunicato realmente alla magistratura italiana. E c'è anche da dire che le istituzioni italiane non fecero evidentemente pressioni o sufficienti pressioni per avere risposte dal Vaticano. Che cosa venne detto nelle telefonate tra la persona che chiamava in Vaticano nei giorni successivi alla scomparsa e Monsignor Casaroli? E perché anche di queste telefonate non è mai stato detto nulla? A fine 2023 il Parlamento italiano ha approvato l'istituzione di una commissione d'inchiesta. È un istituto regolato dall'articolo 82 della Costituzione italiana. La commissione ha il compito di svolgere indagini su materie e argomenti di interesse pubblico, con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. Questa commissione in particolare ha il compito di indagare sulla scomparsa di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori. In un primo momento si voleva incaricare la commissione anche di indagare sull'omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto a Roma nell'agosto del 1990. Come se tutti i casi senza soluzione potessero avere qualcosa in comune, solo per il fatto di non avere, appunto, una fine. Sono passati quasi 41 anni dal 22 giugno 1983. È tanto tempo. Molti dei protagonisti di quegli avvenimenti non ci sono più. È una storia in cui negli anni si sono accumulate domande su domande e le risposte non ci sono mai state. Molti sono convinti di avere verità, certezze, ma ancora una volta sono verità e certezze che non riescono a reggersi su basi solide, concrete, perché quelle basi sono state minate alle fondamenta fin dall'inizio. Oggi, se fosse viva, Emanuele Orlandi avrebbe 56 anni. Avete ascoltato la seconda parte di indagini sulla storia della scomparsa di Emanuele Orlandi. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.